Buongiorno, ben ritrovati a un nuovo appuntamento con l'informazione di Telefriuli. Nessun limite per tavoli all'aperto e massimo 6 persone, non 8 come chiesto dal Presidente della Regione Massimiliano Fedriga. Al chiuso il confronto tra governo e regioni sarebbe arrivato a questa conclusione. Si attende a questo punto l'ordinanza del Ministro Speranza. Eravamo 4 amici al bar che volevano cambiare il mondo. Dopo una notte di trattative, alla fine dovrebbe arrivare la fumata bianca. Chi ha più di 4 amici che vogliono cambiare il mondo potrà sedersi all'aperto senza limiti di posti, in zona bianca, mentre al chiuso il tetto massimo è di 6 persone e non 8 come chiesto dalla conferenza delle regioni guidate da Massimiliano Fedriga. L'ordinanza dovrebbe arrivare entro domani, forse già oggi, a firma del Ministro della Salute Roberto Speranza, il quale ha comunque predicato ancora prudenza pur lasciandosi andare a un po' di ottimismo visto i dati incoraggianti a livello italico. Non ci saranno modifiche invece per le zone gialle, colore che il Friuli Venezia Giulia ha abbandonato lunedì scorso grazie a un importante calo di contagi e di ricoveri. Le limitazioni nei locali pubblici dovrebbero però essere temporanee in quanto tra 2 settimane le previsioni indicano tutta Italia in zona bianca e quindi il governo potrebbe andare verso la cancellazione del numero massimo di posti anche al chiuso. Resta solo da capire se già da questo weekend le regole saranno operative dopo la confusione di questi giorni a causa di una serie di interpretazioni delle norme scritte in maniera poco chiara in tempi in cui la zona bianca pareva irraggiungibile. La speranza è ora di non ritrovarsi da soli, come Gino Paolo. Sono rimasto io da solo al bar, gli altri sono tutti quanti a casa. Voglio essere ottimista, i dati fanno vedere una forte contrazione del virus nel paese, una foto già vista lo scorso anno, ma questa volta c'è una campagna vaccinale intensa in corso che cambia il quadro, così Massimiliano Fedriga, presidente del Friuli Venezia Giulia e della Conferenza delle Regioni, in un'intervista al direttore della Stampa, Massimo Giannini, pubblicata oggi sul quotidiano. Proprio grazie alle regioni che hanno stretto alleanza con la struttura commissariale del generale Figliuolo si sta procedendo speditamente, aggiunge, c'è un cambio di passo nella fornitura dei vaccini, ma anche un impegno enorme dei governatori. E alla domanda su cosa sia cambiato tra Arcuri e il generale Figliuolo, Fedriga risponde: come regioni abbiamo sempre avuto un rapporto costruttivo anche con il commissario Arcuri, ma oggi è innegabile che i numeri sono molto più consistenti, sia in termini di dosi sia come macchina vaccinale. Questa è una fotografia reale, non è un'opinione, è stato fatto un errore enorme nella comunicazione di AstraZeneca, ma ora l'appello che faccio ai cittadini è considerare tutti questi messaggi come sinonimo di sicurezza. E siamo nelle notizie di cronaca. Il comando provinciale della Guardia di Finanza di Trieste e l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli del capoluogo giuliano, coordinati dalla Procura di Trieste, hanno sequestrato 11 milioni di pezzi fra mascherine chirurgiche e FFP2 e FFP3 nell'arco di circa un anno, di cui circa 4 milioni nei primi 4 mesi del 2021 nel porto di Trieste. Si tratta di mascherine sprovviste delle prove di laboratorio che riportano sui relativi confezionamenti indicazioni mendaci per il consumatore sulle qualità, inducendo in errore il potenziale acquirente anche sulle asserite capacità di protezione dal virus. I pezzi sono giunti all'hub giuliano, prevalentemente dalla Turchia, ed erano destinati al territorio italiano e a diversi paesi dell'Unione Europea. Intervento delle ambulanze questa mattina intorno alle 10 durante l'ora di ricreazione nella scuola professionale IAL di Via del Vascello a Udine. Una ragazzina, dopo aver infilato la mano nello zaino della compagna, ha spruzzato una bomboletta credendo si trattasse di un profumo, mentre invece si trattava di spray al peperoncino. Gli studenti hanno iniziato a tossire e lacrimare, nessuno è stato portato in ospedale, ma sono stati controllati dal personale medico inviato immediatamente dopo l'allarme lanciato dall'insegnante. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della radiomobile della compagnia di Udine. Versa in serie condizioni, trasportata in volo alla Santa Maria della Misericordia di Udine, una donna che questa mattina tra Cimpello e Fiume Veneto, intorno alle 10, ha perso il controllo della sua auto ed è finita fuori strada. I vigili del fuoco del Comando Centrale di Pordenone l'hanno estratta dall'abitacolo per poi affidarla ai sanitari. Sul posto anche l'ambulanza giunta dal nosocomio del capoluogo del Friuli Occidentale. Si trova ricoverato nel reparto di chirurgia plastica dell'ospedale di Udine un uomo di 43 anni
anni, rimasto ustionato a seguito di un principio di incendio che si è sviluppato all'interno della sua abitazione a Tavagnacco. Ha riportato diverse lesioni ma non sarebbe in pericolo di vita. Le cause dell'incendio sono accidentali di natura elettrica. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per la messa in sicurezza dell'area. All'orario il rogo si era comunque già estinto, le fiamme hanno causato danni al mobilio ma la casa è agibile. Intervento della vigilanza privata, corpo vigili notturni all'1 di questa notte dopo l'allarme scattato a Udine in via Cividale accanto alla tabaccheria, segnali di fumo. Le guardie giurate hanno raggiunto l'area e hanno notato subito che il distributore automatico di bevande e snack era stato forzato. Dopo aver scassinato lo sportello, i malviventi hanno rubato bevande e generi alimentari, oltre al denaro contenuto nella cassetta di sicurezza. Sul posto sono tenuti subito dopo i carabinieri della compagnia di Udine. Furto con destrezza. Ieri a Palmanova ai danni di un anziano imprenditore di Udine. L'uomo stava camminando quando è stato avvicinato da una donna che con abilità, senza farsi notare, è riuscita a sfilargli dal polso un orologio Rolex del valore di 15.000 euro. L'uomo se n'è accorto solo in un secondo momento e ha denunciato l'accaduto ai carabinieri della compagnia della città stellata. Un altro episodio simile si era verificato a Cervignano del Friuli, sempre ai danni di una persona anziana. Tornano i ladri di motori fuori bordo, vittima un uomo di Cervignano del Friuli che ieri si è accorto di un'intrusione da parte dei malviventi nella sua imbarcazione di porto ormeggiata a Grado. I ladri hanno rubato non solo il motore ma anche diverse attrezzature molto costose necessarie per la navigazione. I danni sono sull'ordine di diverse migliaia di euro. Intervento dei vigili del fuoco del personale di ENE nella tarda serata di ieri nella zona dell'inceneritore a Spilimbergo a causa di un guasto lungo la linea elettrica. Non si è sviluppato un incendio, l'impianto non è stato fortunatamente interessato, ma sono stati comunque inviati i pompieri per la messa in sicurezza. Nessuna persona è rimasta ferita. Una data zero che ha il sapore della rinascita di fronte alle 1000 persone presenti all'Arena Alpe Adria di Lignano Sabbiadoro. Emma Marrone, dopo un anno di attesa, è ritornata a cantare di fronte al pubblico, dando il via ufficiale alla stagione dei concerti post-Covid. Ho iniziato questo concerto che ero Emma Marrone e l'ho finito come una che si è andata a vedere il concerto dei Metallica sotto palco. Una pezza. Dopo oltre un anno di attesa, Emma Marrone è tornata a cantare dal vivo in un concerto con il pubblico, sempre rispettando le regole sanitarie e il distanziamento previste per arginare la pandemia di Covid-19. All'Arena Alpe Adria di Lignano Sabbiadoro, data zero che precede il doppio appuntamento del 6 e 7 giugno per festeggiare insieme al suo pubblico i primi 10 anni di carriera, dando il via ufficiale al suo tour Fortuna Live 2021. Una data zero che ha il sapore della rinascita di fronte alle 1000 persone presenti ad applaudirla e cantare con lei all'Arena Alpe Adria. Posso suonare davanti a 1000, davanti a 10.000, a me non mi interessa. Non è la quantità che fa la differenza, è quello che si prova stando sul palco. Mia cara Lignano, per me questo 3 giugno rimarrà, penso, in uno dei momenti top della mia carriera. Sono stata contenta e onorata di festeggiare qui la prima data del tour, 10 anni di lavoro insieme a voi, che siete stati meravigliosi, educatissimi, rispettosissimi e pieni d'amore, perché io l'ho sentito tutto. Sarà pronto entro poche settimane il nuovo strategico ponte sul porto amarano lagunare. La chiusura del cantiere è attesa ormai da più di 2 anni dalla popolazione della cittadina ed è stata ritardata dalla pandemia e dal fallimento dell'impresa. Addirittura d'arrivo i lavori per la posa del nuovo grande elemento in metallo che andrà a ripristinare la viabilità di collegamento tra il centro di Marano Lagunare e l'area residenziale adiacente al cimitero e di collegamento con la parte ovest del porto.
L'opera, il ponte, spiega il sindaco Mauro Popesso, ha subito un notevole ritardo non solo a causa delle complicanze della pandemia, ma anche per il fallimento dell'azienda. Adesso i cantieri procedono spediti anche nelle giornate di festa e contiamo di riuscire a chiudere i lavori nell'arco delle prossime settimane. La sostituzione del ponte adiacente alla vecchia pescheria si è resa necessaria dopo un intervento di monitoraggio che ha messo in evidenza una situazione di tenuta non sufficiente per il transito dei mezzi. La chiusura del cantiere è attesa dalla cittadinanza e dalla stessa amministrazione comunale, in particolare in vista del flusso turistico previsto nella cittadina lagunare per quest'estate. Despar e Polizia di Stato di nuovo alleate per la prevenzione. La nuova campagna di sensibilizzazione riguarda la sicurezza stradale. Dopo l'impegno comune per la prevenzione contro bullismo, cyberbullismo, furti e truffe, Aspiac Service torna ad allearsi con la Polizia di Stato per la nuova campagna informativa Sulla strada in sicurezza, ideata per contrastare le pratiche negative al volante e per incentivare la prevenzione. L'iniziativa è promossa dalla Questura di Udine in collaborazione con la Polizia Stradale e coordinata con le altre questure della Regione. Obiettivo della collaborazione con Aspiac Service, concessionaria del marchio Despar per il Triveneto e l'Emilia-Romagna, è quello di aumentare la consapevolezza sui fenomeni di distrazione al volante, come nel caso dell'uso improprio del cellulare alla guida, sull'importanza dell'utilizzo delle cinture di sicurezza e su effetti pratici e sanzioni in cui si incorre se si guida sotto l'effetto di sostanze alcoliche. Messaggi questi che vengono diffusi attraverso opuscoli informativi distribuiti in oltre 150.000 copie alle casse degli 81 punti vendita della Regione e durante gli incontri informativi ed educazione stradale organizzati dalla Polizia di Stato nelle scuole e in altre realtà della Regione. L'informazione è da sempre prevenzione, soprattutto sulla strada, commenta Manuela De Bernardin Stadoan, questore di Udine. Con questa nuova campagna rinnoviamo il nostro appello alla responsabilità e alla proattività dei conducenti e dei loro passeggeri. Poter essere al fianco delle forze dell'ordine come veicolo di promozione sociale, dichiara Fabrizio Cicero Santalena, coordinatore Despar per il Friuli Venezia Giulia, è per noi ancora una volta motivo di orgoglio che rafforza ulteriormente il nostro senso di appartenenza a questa comunità locale. La nostra realtà aziendale, conclude Tiziana Pituelli, responsabile marketing Despar Friuli Venezia Giulia, è partner affidabile ormai da tempo delle diverse istituzioni locali per fungere sempre più da veicolo di sensibilizzazione e promozione sociale. L'azienda friulana Zanutta, attiva nel settore edilizia e arredamenti casa, prevede di investire nel 2021 circa 7 milioni di euro e apre la 30ª realtà del gruppo a Milano, in zona Greco Pirelli. Lo ha annunciato l'azienda con una nota ricordando che il bilancio 2020 si è chiuso in forte crescita rispetto al 2019, più 10,6% con circa 131 milioni di euro di fatturato, con 550 dipendenti dislocati in 29 punti vendita in Italia e uno a Parigi. La Zanutta SPA di Carlino, fondata nel 1952, prosegue il progetto di espansione nel nord Italia, avviato nel 2020 con l'acquisizione di punti vendita. Il nuovo centro edile di Greco si estende su una superficie di oltre 5.000 metri quadrati ed è un ampliamento nell'offerta di prodotti di edilizia. Per il presidente del CDA, Vincenzo Zanutta, si tratta di un'acquisizione complementare a quelle effettuate mesi fa in Lombardia per rispondere alla domanda che genera una città delle dimensioni di Milano in costante espansione demografica. Siamo in chiusura, subito dopo la pubblicità appuntamento con A Voi la linea, mentre l'informazione ritornerà in diretta alle 16:30. Grazie per l'attenzione e buona giornata.